Il ruolo dell'economia culturale e creativa nello sviluppo urbano e territoriale, questo è uno dei temi che sono stati trattati ad Agrigento nella 2 giorni dedicata all'evento Una nuova agenda europea per la cultura e beni culturali che lancia associazioni nazionali, comuni d'Italia, organizzato nella nostra città. L'iniziativa rientra nel rafforzamento delle governance multilivelli, finanziato dal programma Azione Coesione complementare al PON Governance e capacità istituzionali. Misura 04200 Fondo FSR FSE Azione 2.1 che incoraggia anche i giovani a partecipare alla vita civica e democratica e sfruttare la cultura come strumento di crescita. Noi siamo il paese in Europa e forse nel mondo che ha la più grande concentrazione di siti archeologici, di musei, di beni culturali, di beni ambientali. I comuni italiani diventano protagonisti di un percorso di valorizzazione di questa grande ricchezza, che può diventare anche una grande opportunità dal punto di vista economico. Ecco perché abbiamo sottoscritto qui ad Agrigento quella che si chiamerà la Carta di Agrigento. 8.000 comuni italiani, del nord, del centro e del sud, di destra, di centro, di sinistra, di grandi città e di piccolissimi comuni sottoscriveranno questo documento e io lo porterò a Bruxelles, al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, di cui sono vicepresidente, per far sì che l'Italia sia protagonista, per dare maggiori risorse ai beni culturali, non solo per conservarli, ma per farli diventare un'occasione di crescita anche economica, anche di opportunità di lavoro per i nostri ragazzi. La Carta di Agrigento è un canovaccio che stabilisce direttrici attraverso le quali le città creano leva culturale attraverso la quale creare sviluppo oltre che coesione territoriale. E credo che sia un punto di partenza che nasce non più da enti sovrapposti, penso alle regioni, penso allora alle province, ma che nasce proprio dalle città, le città che insieme stabiliscono, conoscendo i bisogni del territorio, conoscendo le emergenze dei propri territori, stabiliscono quali linee risultino essenziali per fare in modo che la leva culturale possa dimostrarsi realmente efficace nella capacità di produrre lavoro, occupazione e sviluppo dei territori. La tesi di chi pensa che la cultura non dà lavoro è ormai ampiamente smentita dai fatti. La cultura è una grande opportunità non solo per la crescita spirituale e morale dei cittadini, ma soprattutto perché è una grande opportunità di crescita, di lavoro, di sviluppo. In questo senso il rapporto tra regione e autonomie locali è molto importante, il convegno di oggi sottolinea quanto comuni e liberi consorzi e province, ex province, laddove come stiamo cercando di fare li stiamo rimettendo in piedi, possono offrire un grande contributo al rilancio della nostra rete culturale. Agrigento è, oserei dire, la patria dei beni culturali italiani per la bellezza, per la ricchezza del suo patrimonio, può svolgere un ruolo importante proprio qui. Le amministrazioni locali italiane, le amministrazioni statali, ma anche e soprattutto la Regione sono presenti per offrire un sostegno al rilancio della nostra terra. Ma è un esempio perché non puoi valorizzare, proteggere e promuovere i beni culturali se non hai una cultura adeguata. Allora dobbiamo pensare al cambio culturale. Palermo è diventata oggi un punto di riferimento nel mondo anche per lo sviluppo turistico, perché abbiamo realizzato un cambiamento culturale. 40 anni fa la capitale della mafia, oggi la capitale dei diritti, la capitale dell'accoglienza. Tutto questo aiuta certamente a rispettare i beni culturali. Se parte dall'idea che ognuno di noi è un individuo e se parte dall'idea che ognuno è un gruppo, un clan, ma certamente nessun individuo, nessun clan si occuperà in maniera corretta della storia, dei beni artistici e culturali di una città. Se invece pensi io sono persona e comprendi che io sono persona, chi è musulmano come chi è ebreo, comprendi chi è rom piuttosto con chi è spagnolo, e parte dalla convinzione che una città deve essere una comunità di uguali, e beh allora hai promosso già una nuova cultura e avrai più rispetto per i beni culturali, evitando di pensare che i beni culturali siano beni privati, perché i beni culturali, anche se appartengono a un privato, in una comunità che è comunità diventano un bene comune. A proposito di accoglienza, della cultura dell'accoglienza, nello specchio d'acqua antistante a Agrigento c'è ancora il caso della ONG tedesca. Ma io credo che questo sia
in termini culturali un insulto alla cultura italiana. Io credo che il ministro dell'Interno Salvini sistematicamente insulta non i migranti, la cui vita sembra disinteressarsi, questo è gravissimo, ma insulta gli italiani, insulta la nostra cultura, rischia di inquinare i pozzi della cultura dell'accoglienza degli italiani. Io credo quindi che il ministro Salvini, che dice prima gli italiani, sì, credo che bisogna dire prima insultiamo gli italiani, ed è quello che sta facendo.